Ma il punto di svolta è stato nel giugno del 2001 il mio coma. Quindi ero in ferie sull'isola di Santorini, mi sono capotato con la Vespa e quindi per 3 giorni e mezzo sono andato nell'altra dimensione, nel tunnel di luce, e lì è stata un'esperienza incredibile perché Buonasera e benvenuti alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Walter Maestra, che ringrazio. Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Mi sono dimenticato che ho varcato il confine, forza dell'abitudine. Allora, stasera ho l'arduo compito di dovermi presentare perché quasi il 20% di voi vi conosco, ma gli altri no. Allora, cercherò un po' di riassumere cosa faccio, chi sono, eccetera. Allora, io ero un ex imprenditore, quindi persona molto razionale, perché esportare il 99% tutto all'estero, quindi ci vuole avere una certa mentalità, coi piedi per terra, ecco. Però già 39 anni, ormai 40 anni fa, avevo un hobby che era quello della radioestesia. E con quello trovavo pozzi, facevo le perizie nelle case e cose così. E pian pianino, da autodidatta senza accorgermi, mi ero accorto che le persone avevano dei centri che non sapevo si chiamassero chakra, delle linee, non sapevo si chiamassero meridiani, ecco. Cioè, proprio le percepivo, ma non sapevo cos'erano. Anzi, se mi dicevano che erano chakra meridiani, dicevo, ma dai, andare dietro queste monate qua, indiane, qua, ecco. Però, trovando quei punti lì, vedevo che c'era dell'energia che si fermava e che quindi anche questa aveva a che fare con la salute, perché se sentivo una congestione qua dietro, dicevo alla persona, ma tu hai mal di schiena? E dopo un po' di anni deducevo che il mal di schiena era perché la persona non gioiva della vita e quindi sul calendario aveva 31 giorni alla settimana, Sandevo, Sante Scugne o Sveti Moras, come si dice nella parte slovena nostra del Friuli, comunque c'era sempre Sandevo, devo. E quindi la vita era un lavoro e non era un piacere. Poi vedevo delle persone che avevano congesto qua davanti, magari non erano più timide perché si erano messe una maschera come carnevale per essere accettati meglio dalla società, però si capiva che erano timidi. Però tutto questo mi ha portato per un 17-18 anni a giocare così con le energie. Quindi fino al mio coma nel 2001 io facevo così anche delle, chiamiamole perizie, delle sessioni di aure e di chakra dove più o meno capivo il funzionamento interiore, il tipo di carattere, e però finito lì, ancora non c'ero arrivato alla psicosomatica, al significato di ogni singolo sintomo e quindi andare nel dettaglio anche oltre quello che sono le 5 ferite, ecco, no? E da lì è stato un lungo percorso, ma il punto di svolta è stato nel giugno del 2001 il mio coma. Quindi ero in ferie sull'isola di Santorini, mi sono capotato con la Vespa, la mia compagna è finita sulla mia testa,
Cioè il classico caso dell'airbag contrario, invece di finire io con la testa sul morbido, sul suo sedere, era il suo sedere che è finito sulla mia testa. E quindi per 3 giorni e mezzo sono andato nell'altra dimensione, nel tunnel di luce, e lì è stata un'esperienza incredibile perché sono stato condotto come a scuola a vedermi. Ero di là, ma di là non c'era nessuno che giudicava. C'era solo un campo di luce, di forza così forte che mi vedevo per quello che ero. Poi a un certo punto sono tornato. E c'è da dire anche che non ho riconosciuto subito come una vera esperienza premorte, ma ci sono arrivato una ventina di giorni dopo, perché in realtà io, più che come era uno stato di premorte, in cui io avevo 13-14 battiti e un respiro ogni tanto, quindi mi toccavano, tornavo di qua e poi tornavo di là, quindi 17-18 volte dall'altra parte, tornare di qua, tornare di là, tornare di qua, insomma, come l'abbonamento dell'autobus, no? Ecco, per cui alla fine, se non mi imbattevo in un libro in francese che trovavo testimonianze che secondo questo studioso c'erano 2 casi su 1000 che vivevano la premorte come me, io pensavo di aver avuto condensato in poco tempo tutte le ricerche di stati modificati di coscienza che avevo nel secolo scorso e che ho ricercato dal 90 fino al 2000, andando anche in giro per tribù e popoli del Sud America e della Siberia, ecco, no? E vabbè, quindi qua è stato il punto di svolta. Vedere, quando sono tornato di qua io non ero più quello di prima. Allora, nel giro di 5-6 mesi ho cambiato 6 paia di occhiali e la diotria della miopia si sono ridotte a metà, l'astigmatismo del tutto, non avevo più le diplopie notturne quando attraversavo, quando di notte andavo in macchina e incrociavo altre macchine. E poi la più grande magia, che siccome ero un ex sportivo, ma negli ultimi 10 anni, quindi parlo dai 37 ai 47, non facevo più sport perché avevo 200 sciatiche all'anno, e a un certo punto, nel giro di qualche anno, le sciatiche di mese in mese si sono dimezzate e di anno in anno, dopo 7-8 anni, non ne avevo più. Quindi da lì ho cominciato a pensare che le malattie dipendono dai nostri pensieri. Però ero ancora sostanzialmente un autodidatta che aveva fatto l'esperienza su di sé, ma le cose non le avevo studiate. È vero che mi ero anche spinto nelle ricerche nel campo aurico, anche con colleghi di oltre Alpe, sloveni, austriaci e quant'altro. Però era una ricerca specialistica che comunque era più esterna che proprio che partisse da me, no? Allora lì ho cominciato a ragionare su come funziona la guarigione. Vabbè che cambi i tuoi pensieri, no? E ho cominciato a cambiare alcune cose. E per 7 anni ero rimasto aggrappato a quella luce, non volevo scendere, poi la vita mi castigava sempre di più finché ho dovuto fare la scelta, ecco, e al 7° anno, e al 14° mi è venuta la seconda crisi del 7° anno e ho fatto la scelta di lavorare solo e esclusivamente in psicosomatica. E da lì devo dire che i miei più grandi insegnanti sono stati i clienti, perché i primi 2000 clienti che ti vengono per guarire il terapeuta, perché
sono specchi, no? Ancora oggi un mucchio di cose mi vengono da specchi, anche se dopo tanti anni, 6-7 mila persone, le cose sono quasi scontate, ma c'è sempre la novità. E una l'ho condivisa ieri sul mio canale Telegram, che poi riprendendo quello che dicevo prima, che noi siamo quello che pensiamo. Allora, noi avremo una struttura per vivere 120 anni senza problemi, ma purtroppo sono le vicissitudini quotidiane, le guerre che abbiamo, le ferite che abbiamo, che ci accorciano la vita, no? E quindi sommatizziamo le 5 ferite. Ognuna delle 5 ferite, uno a seconda della ferita sommatizza di più o di meno. Ecco. La ferita più comune, no? È la ferita dell'ingiustizia, e la ferita dell'ingiustizia, qualora fosse pura 100%, ma non esiste perché tutte le ferite sono miscelate tra di loro, è la persona dritta come un palo, asciutta, senza culo, senza tette, no, proprio come un palo telegrafico. Ecco, la persona precisa, perfetta, che non sbaglia mai, che deve essere tutto controllato con la mente, eccetera, eccetera. Queste persone qua sono quelle che sommatizzano meno. Arrivano a 90-95 anni e ti rompono ancora le scatole e stanno meglio della figlia o del figlio che ne ha 70, no? Ecco. E allora, così, visto che mi è stato chiesto di parlare delle 5 ferite, che poi per me il percorso era stato inverso, no? Prima partivo dai chakra, dai sintomi, poi pian pianino ho riconosciuto che c'erano degli schemi riconducibili alle 5 ferite. Allora, questa ferita qua, per dire, rende le persone un caterpillar, cioè devono fare tutto perfetto, no? E molte volte non concepiscono l'errore o non concepiscono, portato all'estremo, che una persona la pensi in maniera diversa dalla loro, no? Il loro è giusto. Il conflitto qual è? Il conflitto è col genitore dello stesso sesso tra i 4 ai 6 anni, che li ha sempre criticati, non li ha mai, oppure non li ha mai lodati, e questa ferita della mancanza di lode è forse peggiore che non quello della critica continua, ecco, no? Perché uno può anche essere da bambino criticato ogni momento, però se c'ha la lode comincia a credere in se stesso. In mancanza di lode pensa che lui non possa scegliere, che tutto quello che fa è sbagliato. Quindi farà tutto perfetto perché? Per essere riconosciuto dagli altri, per farsi vedere. E poi quando deve scegliere per sé, poi va in tilt, rimanda la scelta, poi rimanda. Poi alla fine sceglie, gli viene lo stato d'ansia, chissà se ho fatto giusto, chissà se ho fatto sbagliato, speriamo che vada bene, no? E poi non succede una madonna di niente. E avanti con un'altra sega mentale, è la seconda, è la terza, no? Perché la mancanza di lode fa sì che uno non creda in se stesso. Ha ragione mia madre se è una donna, o ha ragione mio padre se è un uomo. Io non valgo un Kaiser, come si dice a Trieste, per non dire una parolaccia. Ecco.
E questa è la ferita più ricorrente, quella più dominante, ecco, no? E allora tutta la vita tu fai le cose con assoluta perfezione, non ti permetti di sbagliare, non ti perdoni gli errori, non capisci che gli errori sono apprendimenti e quindi errare humanum est, no? E quindi il più delle volte ti sposerai un uomo o una donna che ti criticherà, o farai in modo, o ti poni in modo che lui ti critichi o lei ti critichi. Tanto per dire la mamma o il papà ha ragione, genitore del stesso sesso. E quindi c'è questo libricino qua, Le 5 ferite, come guarirle, che è una genialità questo libro, anche se a distanza di tempo ci sono alcune imprecisioni poi corrette nelle edizioni di dopo, ma allora, qui vocabolario, se tu gli chiedi a una persona di questo tipo: ehi Tony, come va? Sì, bene, sì, no, è perfetto, guarda, proprio d'accordo, sì, ma no, proprio così, esatto, sì. Tu dici, Madonna, che persona positiva. Non è un portatore sano di lamentele. Beh, questo sì, è una persona, sì, non si lamenta mai, ecco, no? E quindi la persona che spesso incrocia le braccia, oppure anche le gambe, no? E quindi una persona vivace, dinamica, si giustifica molto, non chiederà mai aiuto, ha difficoltà a chiedere aiuto, se poi tu gli dai qualcosa si sente in colpa, perché per lui non è giusto ricevere meno, ma non è giusto neanche ricevere di più di un altro, no? Sarà la persona che ama le cose più croccanti da mangiare e preferisce il salato al dolce. Ci sono le eccezioni, se c'è anche la ferita dell'abbandono, invece magari il dolce magari anche gli va e alcune cose non corrispondono perché le ferite non sono mai esatte al 100%. Questa qui volevo un po' sviscerarla tra le 5 perché poi è proprio la più ricorrente, soprattutto in queste terre qua, dove tra il Piave e l'Isonzo abbiamo avuto la prima guerra mondiale. Quindi le nostre bisnonne o le nostre nonne hanno dovuto tirare su figli da sole e poi magari il nonno o il bisnonno è morto in guerra e quindi hanno dovuto tirarle su da sole anche dopo, non solo durante la guerra. E quindi abbiamo tirato su una generazione di figli senza calore, perché la nonna o la bisnonna ha dovuto fare da mamma e da papà. Sandevo, Sant'Escugne, Sveti Moras, no? Quindi devi fare per tutti e due, calore non ce n'è. Naturalmente poi le figlie che crescono si ritrovano un dilemma: non voglio essere come te mamma, mestruazioni dolorose, e qui entriamo in psicosomatica. Non voglio essere come te mamma, mestruazioni dolorose. O abbondanti: porca miseria, non voglio essere come te ma lo sto diventando. Se sono tutte e due poi gravidanza a rischio, quindi rischio di aborti, 1, 2, 3 aborti. Poi ti metti orizzontale per 3-4 mesi, il figlio riesce a farlo e allora il sintomo sparisce. Poi quando la figlia diventa maggiorenne arriva l'età che uno si chiede: ma porca puttana, ma io sono figlia
Cioè, io sono madre o sono ancora figlia? Anche perché poi la nonna continua a intervenire come se la figlia fosse figlia, ecco, no? E quindi queste dinamiche sono tra l'incudine e il martello e arriva la domanda fatidica: ma chi sono io? E poi figuriamoci la terza, quarta generazione, mestruazioni dolorose abbondanti. Arriva quella che dice: io preferisco non fare figli, non voglio che soffrano come me, no? È inevitabile, se non è la terza è la quarta generazione. Questo è il danno che tutte le guerre fanno, soprattutto la guerra idiota che ha fatto lo Stato italiano un secolo fa, che è venuto a conquistare terre non italiane, perché poi ci sono state epurazioni etniche tra sloveni e austriaci, hanno dovuto fare la valigia nella nostra regione, in Friuli, persecuzioni anche tra gli sloveni, che ne sono morti 20.000 dei nostri, dalla nostra parte del confine, ecco, per torture o quant'altro, leggi etniche. Io ne so qualcosa perché sono uno dei pochi friulani ad avere un bisnonno veneto, 5 bisnonni friulani, uno austriaco e uno sloveno. Ecco, e questa è la storia che non viene insegnata, che la storia insegna solo se la insegnano i vinti. Adesso ho fatto questa digressione perché io sono un po' un cantastorie, non ho tracce. Ne avrei per parlare di 1000 cose per ore, quindi anche un corso di psicosomatica in 3 domeniche ti dà un po' di panoramica, ma ce ne vorrebbero in realtà 50 domeniche per riuscire a capire un po' tutti gli intrecci, no? E questo è una particolarità delle nostre terre. Quindi avanti con Vittorio Veneto, Servesa della Battaglia e tutti questi nomi patriottici, e continuiamo, speriamo, nel futuro di non avere più tante vedove. Intanto abbiamo già ipotecato in Bosnia e nell'ex Jugoslavia le prossime generazioni e adesso in Ucraina. Quindi ho fatto un esempio concreto in psicosomatica di cosa vuol dire la guerra. Quando la donna deve fare anche da uomo e deve farsi in 2, il calore se ne va a puttane. E nasce il bambino ferito. Il bambino ferito c'è sempre stato. Ma qua arrivo già alla fine e poi mi riprendo il filo. Il taglio del cordone ombelicale mi pare fosse nel titolo, no? La realtà è che in questa società qua occidentale il 99,5%, a essere ottimisti, perché se non un 99,9%, chi tutti, chi più, chi meno, abbiamo ancora il cordone ombelicale. Allora, a me tante volte venivano, soprattutto in passato, adesso la clientela è un po' selezionata, ma settantenni, nonni di 7 nipotini, esordire davanti a me per un'ora, mio padre, mia madre. Ma cazzo, sono morti, se fossero vivi ne avrebbero 98 anni e ancora ce l'è su contro il padre e contro la madre. Cioè, bambino ferito. Perché? Perché noi siamo comandati dall'inconscio. Il 95% della nostra mente è comandato dall'inconscio ripetitivo ed è tutto nelle 5 ferite tra 0 e 6 anni. E quindi il grosso dilemma che ho rivoluzionato il mio lavoro, quando viene una persona a fare un consulto da me, ok, io gli spiego per filo, per segno,
in maniera logica il suo funzionamento interiore, la sua malattia, la sua postura, la sua sintomo, cosa vuol dire, da dove parte, ed è un lavoro, vi dico, micidiale. Perché da una parte devi spiegare logicamente con la mente razionale, dall'altro devi spiegare sentendo. Perché più delle volte le persone i sintomi più importanti se li dimenticano. Adesso non è per farmi vedere, ma vi racconto un episodio. Io sono anche chiaroveggente, ma io l'ho allenata la mente senza perdere la parte istintiva, come in cielo, come in terra. E quindi più andavo a sentire e più dovevo rinforzare il corpo. Siccome ero un ex atleta, che facevo gare di resistenza 24 ore, sci alpinismo con la luce, ho fatto la Vasaloppet e tante altre cose, la prima cosa dopo il coma è di tornare a allenarmi, tornare a muovermi, che era 10 anni che non mi muovevo più. E a 66 anni e mezzo, quindi 2 anni e mezzo fa, mi sono scalato il Grossglockner da solo, come in cielo, come in terra. Noi abbiamo 3 corpi, mente, anima e corpo. L'anima protesta attraverso il corpo quando la mente continua a farsi seghe mentali. Quindi quando la mente continua a ragionare da vittima, quando la mente continua a rimanere bambino ferito tra 0 e 6 anni. E quindi mi ritrovavo il dilemma nel consulto, ma sì, ma io spiego alla persona il suo funzionamento interiore, ma dopo io vado a spiegare alla mente i casini che fa la mente. È un cortocircuito. E quindi dovevo trovare un sistema per destrutturare l'inconscio. E siccome io sono uno zuccone, chiavdur, turdoglava, in friulano, in sloveno e in italiano, così si capisce meglio, dopo più di 20 anni ho rispolverato le tecniche di Daskalos, che era il grandissimo terapeuta di Cipro, che conobbi nel 95, 2 mesi prima che morisse. Vi racconto questa. Mi iscrivo al corso Daskalos, faccio la pazzia di andare fino a Cipro, prenotato, già pagato prima, 2 ore prima di montare nell'aereo, una crisi di rabbia. Maledivo Daskalos perché non volevo più andarci. Perché Daskalos aveva messo come condizione che noi per 21 giorni prima della partenza cambiassimo 10 abitudini. Ma non 2 come le propongo ai miei clienti, 10. Io ero furibondo, ero impazzito, spaccavo tutto, ero incazzato nero, ecco, no? Poi arrivo là, appena l'ho visto ho cambiato idea perché è un personaggio non da poco. Però ci ho messo 20 anni a capire che dovevo inserire il processo di cambio di abitudini per almeno 21 giorni continuati. E però mi dicevo, ma questi poveri qua si devono sentire la registrazione finale 1 ora e magari hanno figli, hanno lavoro, come fanno? Allora gli davo solo un'abitudine da cambiare e poi le ultime 3 settimane la seconda, ecco, no? Cioè si ascoltavano in meno e cambiavano un'abitudine in più, no? E perché veramente qua andiamo a resettare l'inconscio e creare un po' di spazio, perché dovessimo fare un taglio di cordone ombelicale, un perdono, chiamiamolo come ci va meglio per le nostre orecchie, ecco, la nostra ferita, è impossibile farlo a crudo, così. Se non prepariamo, se non svuotiamo un po' l'inconscio.
E vi giuro che cambiare per 21 giorni le colazioni e poi altri 21 giorni insieme tra gite per andare a lavorare, ma che cacchio facciamo noi la mattina come prima cosa? Di corsa mangiare sempre il caffè brioche magari in piedi, op e via, poi sempre la stessa strada perché è la più veloce. E dopo 20 anni ci alziamo stanchi, così, col chakra della milza in blocco, quello che comanda il sonno REM, perché la nostra anima ancora prima di svegliarci ci dice: ma cazzo porco, che paio di palle che è la vita. E allora devo, e ho imparato magari dai genitori. Perché in Veneto e in Friuli te sei un uomo se lavori. Quella è la prima cosa, il resto viene dopo. Il resto è un option. No? Quindi retaggio del passato quando si era liberi di dover andare, cioè emigrare, no? Devo. Ma col devo sopravvivi, non vivi. E adesso dopo 70 anni di pace sarebbe ora di cominciare a imparare a vivere e metterlo come un valore, no? Ecco, quindi la cosa è abbastanza complessa, no? E poi tra l'altro, per riprendere il discorso di prima, molte volte le persone i sintomi più forti, o quello che per me sarebbero la chiave di un disequilibrio, di un trauma, di un qualcosa che è successo, molte volte non li racconta. Mi ricordo un episodio, un consulto telefonico, pensate, no? Allora io al telefono mi faccio dare 7-8 foto della postura, di come sono le dita, perché ogni dito della mano, poi ricordatemi che faccio degli esempi, secondo come è piegato il dito mi dice come ha vissuto la persona, no? Ma dopo un po' con la voce e incrociando i vari sintomi deduco che molto probabilmente avrebbe, allora chiedo, no? Allora chiedo a questa qua, che era una veneta che viveva a Salerno perché aveva sposato il marito salernitano, no? Ma tu hai avuto soffio cuore? Ah sì, mi sono dimenticato di dirtelo, è risonanza, io ho avuto soffio cuore a 4 anni. Ma da che lato l'hai avuto e a che età? Ma il medico me l'ha trovato a 7 anni sul lato destro, mi pare. Io era già un'ora che ero al telefono, gli dico, dalla voce e dai sintomi che aveva mi diceva no. Vado in trance un momento e me la vedo davanti, comincio a contare gli anni, 4, 5. A 5 mi allargano le mani, va a sbattere contro la finestra. A 5 anni e 3 mesi il massimo. Vado a sentire sinistra, non destra. A che mi viene da dirgli, cosa è successo a tua madre a 5 anni e 3 mesi? Boh, silenzio. Per un minuto ho detto, boh, è caduta la comunicazione. Sento un urlo dall'altra parte. Sì, è vero, mia madre gli è venuta la tubercolosi a 5 anni e 4 mesi e l'hanno internata all'ospedale Misurina. E lì io non ho potuto abbracciarla per 2 anni perché la vedevo attraverso il vetro. Allora, il conflitto, scusate, il soffio cuore è conflitto di separazione, quando non puoi vedere un genitore e avviene sempre solo
tra i 3 anni e mezzo e i 5 anni e mezzo. C'è un meccanismo nell'aura a tempo, per ogni sintomo si presenta in un certo modo nell'aura e poi a cascata determina il problema fisico. Molte volte noi diagnostichiamo nell'aura qualcosa e lo scambiamo per fisico. Io mi ricordo una conferenza 6 anni fa e gli disse una persona: ma senti, ma tu hai avuto rauca, laringite, faringite? No. Ma c'è qualcuno nella tua famiglia? No. Ma non hai neanche mai avuto? No. E le tonsille? Perfette. Scusate, brutta figura, zitto. Poi il giorno dopo mi arriva la chiamata: oh, sai Walter, oggi ho mal di gola, non riesco neanche a parlare, no? Allora, quella volta non ero ancora esperto, no? Usavi tecniche tipo pranic healing, senti, eccetera, e nell'aura c'è già. Si gonfia la seconda aura emotiva, la terza aura mentale, che è quella che deve decidere le strategie per far fronte al conflitto, ecco, no? In quel caso lì era un conflitto di non potersi esprimere, perché c'era una situazione nella famiglia, arrivati dei parenti, c'era uno scontro e lui ha preferito tacere per non... ecco, questo ha rimesso in moto vecchie dinamiche che lui aveva a 4 anni e con suo padre che quando tornava dall'estero gli diceva taschia strong, taci mona, ecco, e quindi nell'aura c'era già, ma però mi ero dimenticato a che livello di aura, l'avevo scambiato per livello fisico. Allora, per 7 lunghi anni, prima ancora del mio coma, dal 93 al 2000, abbiamo studiato insieme a colleghi sloveni e austriaci in che modo funzionano le aure, in che modo si manifestano poi i sintomi. Però questa è una materia troppo complicata, ci vorrebbe una serata solo su questa, ma prima dovreste già essere scolati, come dicono in Carnia, o imparati a Napoli, sulle basi, ecco, no? Però la butta lì. E allora, perché io ho sentito quella persona che avrebbe avuto il soffio cuore a sinistra? Per la legge della risonanza. Perché era successo anche a me. Solo che se tu rimani vittima, la cosa non la capti. Se tu la ferita l'hai superata, allora è più facile essere di aiuto, perché vi siete mai chiesto come mai andate da 10 terapeuti alternativi e 9 non funziona. E il 10° funziona, perché quello c'è passato e quello quindi è in grado di darvi una mano. Non è che gli altri 9 siano sbagliati o siano stati disonesti, perché quegli altri 9 saranno validi per un altro e non per te e viceversa. Questa è la legge della risonanza. Perché io ero entrato in risonanza? Perché io a 4 anni ho avuto soffio cuore e io ve lo racconto, ma non scioccatevi. Mia madre ha cercato di uccidermi a 4 anni. Però ero a 8 anni che avevo capito che lei era più vittima di me, anche se questo non serviva capirlo. Mia madre era ultima di 11, era stata allevata da 7 fratelli maggiori, maschi, orfana di madre 2 anni, ma già a 8 mesi non gli dava più il latte perché era già malata,
quella volta si usava dare il latte fino a 2 anni, non c'erano i Plasmon e compagnia bella, o anche 3 alle volte. Ecco. Suo padre era morto a 4, a 6 anni gli hanno restituito la sorella maggiore, 21 anni di più, pazza, dimenticata a Cotolengo, Torino, probabilmente violentata da un prete poco di buono. A 7 anni e mezzo lo stesso prete ha adottato lei. Quando ancora non aveva 14 anni, i partigiani sono entrati il giorno della liberazione in Friuli, il 2 maggio del 45, e gli hanno detto più o meno: che cavolo ci fa qua? Questa ragazza neanche 14 anni a far da perpetua a un vecchio prete. Io non avevo ancora 8 anni che già capivo questo, ma voi pensate che questo mi abbia aiutato? No, io avevo una voragine qua davanti. Ho avuto per 40 anni paura delle donne e ho sposato una donna che aveva paura degli uomini. E grazie a lei mi sono visto e ho cominciato un percorso spirituale che forse era già cominciato con la radiestesia, perché io mi chiedevo: ma com'è possibile che con la radiestesia riesco a sentire l'energia, a azzeccarci questo? E questo mi ha guidato un grande mistero. Mi ha aiutato da San Tommaso, che doveva toccare col naso, mi ha aiutato a discernere e non a credere alle illusioni, anche pratico, pragmatico come ex imprenditore ero, e mi ha guidato fino ad oggi, ecco, questa mentalità, no? E quindi io 3 anni prima del coma io arrivai al grande perdono a mia madre. Mi ricordo che c'era una terapeuta, una pranoterapeuta, che uno direbbe ruspante, senza cultura, però aveva il cuore grande come la gubana di Cividale, ecco, per rendere l'idea. Era una che dava tutto quello che aveva e ha cercato 1000 volte di portarmi a questo perdono. E io arrivavo un pelo lì e non ci riuscivo. Poi successe che andai in Perù, combinazione a fare l'iniziazione a Sentiero Andino, alla spiritualità andina, e una delle 10 iniziazioni era l'elemento femminile, la Pachamama. E lì comparve mia madre in spirito, che era morta 9 anni prima, e c'è stato un abbraccio cosmico. E lì avevo già cominciato le 200 sciatiche a diventare 70-80. E poi dopo il coma, dopo 7 anni, 0. 0 di 0 di 0. Ecco. Nel senso che io sono riuscito a fare per 10 giorni di fila 8 ore e mezza di cammino sulle Alpi, continuato di rifugio in rifugio, ma questo 3-4 anni fa, insomma, non più da giovane. È lì che ho capito che la malattia è nell'anima e tu cambi i pensieri, cambia tutto. E allora lì vedi che tessere proprio le fila di tutto il percorso di vita delle persone sono i sintomi più disparati. Alle volte sono le malattie che non sai neanche il nome o non sai neanche i sintomi. Magari ci sono un caso ogni 1.000.000 di persone, ma c'è sempre la chiave. C'è sempre la chiave. Perché se tu diventi quella persona e non è un numero, un protocollo come per tanti, e allora riesci a guidarla con l'anima proprio a vedere fin dove è nato tutto questo. Poi ci sono le resistenze, perché vedo che le persone non cambiano le abitudini, non fanno i compiti per casa, perché
Cioè, sono quelli che pretendono che il terapeuta lo guarisca. Col Kaiser, dicono Trieste. Cioè, io non voglio fare terapia, io voglio portare le persone a vedersi, punto, senza giudizio, quello che sono. Perché se uno si vede e uno comprende che la sua felicità dipende solo da sé, ha già fatto metà dell'opera. Aiutati che il cielo ti aiuta, vuol dire che gli spiriti guida, angeli custodi, chiamateli come cavolo volete a seconda della tradizione che avete oppure no. Io vengo da una famiglia atea, ma quando era nel tunnel di luce sono convinto che potremmo stare a discutere due mesi su cos'è e com'è, ma c'era una parrocchia sola. Ecco. Ho perso il filo del discorso adesso, perché parlo del tunnel di luce vado in emozionale. Prima cosa dicevo? Vabbè, sì, sulla felicità, sulle terapie, no? Aiutati che il cielo ti aiuta. È questo, che gli spiriti guida si sono rotte le scatole di gente che implora a gratis che gli venga giù la grazia del cielo senza muovere un dito. Aiutati che il cielo ti aiuta, vuol dire dimostra di aver fatto un passo. Allora noi creiamo le coincidenze non a caso. E non a caso ti trovi quella persona, quella situazione che ti smuove e ti mette in discussione e tu cominci a vederti. Questo è l'aiutati che ci aiuta. E quando, tornando alla ferita dell'ingiustizia, quando uno vuole essere così perfetto che non vuole sbagliare e non si vede, rimane nell'inconscio del bambino ferito e non ama se stesso perché con questa ferita ami più gli altri che te stesso, perché aiutando gli altri o volendo consigliare gli altri tu speri di essere riconosciuto, tu speri di essere amato. Ama l'altro come te stesso. Vuol dire vedi l'altro come te stesso e perdona l'altro come te stesso e cessa di essere l'unico sfigato al centro di una galassia di sfighe e accorgiti che ci sono altri 7 miliardi di persone che forse stanno peggio di te. Perché poi la realtà, i consulti viene fuori questo, che essendo noi fossilizzati in quei primi 6 anni, pensiamo di essere solo noi gli sfigati. Ma io vi ho raccontato la mia storia apposta, ma mica per essere riconosciuto, me ne frega un cavolo, stavo dicendo una parolaccia, del vostro riconoscimento. Mi sono riconosciuto da solo, ho penato, ci ho messo una vita. Perché alla fine la felicità dipende solo da noi. Ecco che allora è necessario riconoscere questi legami, è necessario destrutturare l'inconscio, è necessario lasciare andare questi genitori. C'è un passo del Vangelo che dice che Gesù verrà con la spada a dividere la famiglia, non mi ricordo bene, ma è stata compresa male dalla Chiesa stessa, era per recidere questi cordoni ombelicali, perché è legge di natura che il pulcino vuole fuori dal nido. Ma sulle Alpi Giulie l'aquilotto, quando ha 80 giorni, non è che dice la Madonna, sono 850 metri di strapiombo. No, torno dentro nel nido.
La madre, l'aquila, cosa fa? Un colpo di ala, lui deve aprire le alucce. Invece qua continuiamo a fare gli adolescenti a 45 anni. Ecco, e trovo anche tanti terapeuti continuare a fare gli adolescenti anche a 70 anni. Ecco, ho trovato bravissimi terapeuti continuare a correre dietro le donne perché hanno ancora il cordone ombelicale con loro madre che era Superman, Superwoman, che era bravissima in tutto, comandava tutti, anche il padre, no? Però non hanno avuto calore. E allora poi si innamorano di tutte le donne, bellissima, bellissima, bellissima. Ah, ti narrano come se fossero delle muse, no? E tu continui a correre a 70 anni come un adolescente alla prima figa che ti passa davanti, scusate la parola, ecco. Ma siamo umani, siamo umani. E tra l'altro sto parlando di una persona che ha un cuore incredibile per come lavora, ma siamo umani. Dobbiamo perdonarci. Abbiamo tutti i difetti. Non è un giudizio. Non è facile imparare tutto in una vita. Sa quante vite ci vogliono per portare l'essenza dell'angelo nel corpo di uno scimmiotto? Perché poi di là non c'è inferno e paradiso, come abbiamo fatto credere. E qua l'inferno e paradiso. Di là c'è solo pura consapevolezza, che tu ti vedi e tu decidi in libero arbitrio, in totale autonomia, quale prova affrontare la volta dopo, il prossimo giro di giostra, come dice Tiziano Terzani, perché tutte insieme non puoi farle, devi scegliere. E di là non c'è il tempo, qua forse sì, ma intendiamoci, quando sei nell'anima il tempo non esiste e tu dici ma vai Mona, questa prova qua faccio meno di risolverla, rimando tra 2 o 3 vite, ma sì, ma chi se ne frega, no? Ma in questa invece il karma si presenta come una banca e ti dice Ciccio, ti ho messo al mondo con 1 milione di euro di capitale, no? E tu vita dopo vita te lo mangi e la tua prova diventa sempre più forte. Vuoi cominciare adesso o quando vuoi cominciare? E allora vedi che l'ego del bambino ferito dice oh sì, ma ho già perso 50 anni, 60 anni. Ma vai Mona, 50, 60 anni, cosa vuoi che siano? Quando sei di là, vedi se sei rimasto tutta la vita impantanato nello stagno o se negli ultimi anni hai avuto un po' di ragione e hai fatto qualche passo verso riva. Ecco perché il karma è così. Nella dimensione dell'anima il tempo non esiste, in questa esiste. E poi il karma è governato da molteplici aspetti. Karma individuale, karma familiare e karma del posto dove abiti. Ecco, quello individuale è prevalente tu, il tuo compito, la tua missione. Quello familiare forse ti porti più, ma già lo sapete perché avete sentito Silvestri in diverse costellazioni qua. È quello che ti porta il peso degli antenati. E quello del posto dove vivi o nazionale è quello che
ti dà la cultura, la religione, la lingua, la razza, ecco, no? Ma com'è che funziona il karma? Allora, a me piace fare l'esempio dei 3 pedali dell'auto, perché sul karma leggiamo un librozzo di 300 pagine e dopo la terza notte che lo leggiamo siamo un po' storditi e forse dice non ho capito un Kaiser, no? Ma a me viene il paragone dei 3 pedali dell'auto, no? Allora, il pedale più a destra, quello dell'acceleratore, e andiamo 150 all'ora, no? Sono Mister Susegana, il più bello dei colli del Prosecco, oppure il più bravo inventore, oppure il più bravo pittore. L'ego, ma in tutte le sue declinazioni anche positive, ecco, no? Ecco, quello che ti spinge ad andare avanti. E poi questo è il pedale dell'acceleratore, il karma individuale. Lo semplifico per rendere più capibile, ecco. Poi abbiamo il pedale del freno, che è il karma familiare. Quindi andiamo a 150 all'ora, poi abbiamo dovuto frenare per non andare a sbattere. Prima tornare a mettere in moto e ripartire con 1500 kg di ferraglia, sì, e voglia un po' di marce da cambiare prima di tornare a 150 all'ora. Quello ti insegna l'amore, perché ti obbliga a prenderti carico della famiglia. E bene o male, vita dopo vita, un po' alla volta, ferita dopo ferita, quando ti spogli del bagaglio del bambino ferito, allora ti accorgi che l'amore non è una contabilità, quello che ti ha dato il padre o la madre o non ti hanno dato, ma è uno stato dell'essere. E quello può venire solo attraverso il perdono, perché quando ti vedi dal soffitto, che ti sei ricapitolato la tua infanzia e poi ti vedi dal di fuori e vedi che gli altri protagonisti del film, padre, madre, nonna, Spirito Santo, no scherzo, ecco, insomma tutti quanti, vedi che erano come te, bambini feriti come te, e ti hanno dato solo quello che potevano. Allora quello è il perdono, diventare il cuore dell'altro e decidere di diventare adulti e prendersi il destino sulle proprie gambe e dire grazie che mi avete dato la vita, adesso guardo avanti e non più indietro, perché quello è l'inferno, rimanere sempre nel passato, ok? Ho introdotto questo nel karma familiare, ma e allora dopo un po' ti prendi dei pesi e vai avanti. E il terzo karma, il karma, io lo chiamo karma nazionale vivendo in una zona di confine, ma il karma del posto dove vivi, che può essere la lingua, può essere la religione, può essere la razza, ecco. È quello che in qualche modo ti obbliga a un cammino evolutivo. Quindi le 7 marce della Volkswagen, questo è il karma della frizione. I 7 livelli dell'evoluzione. La prima marcia è io sopravvivo, devo sopravvivere. Il secondo è l'amore per la famiglia, il genitore, i figli.
Il terzo è l'amore per una famiglia più larga, per un paese, per un gruppo col quale condividi qualcosa, la stessa religione, la stessa lingua, la stessa squadra di calcio. E qui hai la solidarietà del gruppo, però ti differenzi dagli altri, dai diversi. Quindi il tifoso del Chievo che va a pestare quelli del Napoli, ecco, no? O il cattolico che ha fatto le crociate contro i musulmani, ecco, nel Medioevo. E siccome anche le religioni hanno un karma al 1400 anno di loro vita, fanno delle nefandezze. Anche i buddisti le hanno fatte al 1400 anno e i cristiani al 1400 anno sia con le crociate sia con l'Inquisizione. E quindi i musulmani che stanno superando il 1400 anno. Anche le religioni hanno un karma. Dobbiamo cominciare a vedere le cose con altre profondità, no? E il quarto livello trovi quello che ti accomuna, non quello che ti divide. È l'amore universale. Gli altri tre livelli sono i livelli divini, cioè io trasformo la materia, il Sai Baba che entra in un ospedale con l'intento guarisce 600 persone, o Gustavo Roll, che io ho conosciuto da bambino a 6 anni perché mi portava mio padre che aveva un ginocchio che non camminavo, ginocchio sinistro, quello di mia madre, non voglio sottomettermi a mia madre, quindi altro elemento di psicosomatica, di riflessione, e non guariva mai. E vedevo Gustavo Roll che mi materializzava davanti a me bambino degli oggetti e io mi stupivo e così non mi concentravo su quello che lui faceva sul mio ginocchio. Poi mio padre non mi ha portato più perché razionale com'era, diceva no, non è possibile, ecco, no? Però comunque. Allora, quindi il quinto livello io trasformo la materia. Il sesto livello io non trasformo la materia, ma sono cosciente delle leggi divine, il Buddha. E il settimo è quello del Cristo che trasforma ed è nelle leggi divine. Quindi non solo del Cristo, ma degli altri 10 che l'hanno preceduto, come Zoroastro, Mitra e tantissimi altri, che poi non a caso li hanno fatti tutti nascere da una vergine al giorno di Natale, anche se non era vero. Ecco. Però così, le tradizioni sciamaniche così dicevano per altri motivi. Ecco. E io sono convinto che il 12° nascerà spalmato su milioni di persone, perché questa umanità è prossima al salto. Che poi non crediamo alla New Age, che il salto sia clic clac, domani ci svegliamo, siamo in un nuovo mondo. È un processo lungo, del quale siamo i primi forse a vedere questo cambiamento anche energetico, anche perché questa risonanza di Schumann, la vibrazione di fondo della Terra in balla, che è un piacere. La Terra adesso ha invertito la rotazione del nucleo interno, per non parlare del Sole, quindi tutto ci sta, che noi siamo nell'Apocalisse o nell'Armageddon. Sì, chiamiamolo come vogliamo. Però qua non voglio uscire un po' troppo dal tema, non so quanto è che sto parlando. Probabilmente volevo parlare un po' di più di psicosomatica, ecco, delle tutte e 5 ferite, è impossibile parlarne, ne ho presa una a campione, ecco, no? Ma allora, io vorrei fare alcuni esempi di psicosomatica anche
applicata ai chakra, no? Quando noi sentiamo qua davanti, questo centro qua, quinto chakra, per prenderne uno campione, capiamo se la persona era timida da bambina e oggi è o estroversa. Quindi lì, per fare giusto un esempio così, no? Capisco se la persona è sempre stata estroversa o lo è diventata, e quindi se lo è diventata per calcolo e quindi devo diventare estroverso perché sennò non mi faccio strada nella società, oppure se lui è veramente cambiato, che è così espressivo perché non ha niente da nascondere. E mi piace fare l'esempio di un politico che non ho mai amato, ma che comunque è la dimostrazione lampante di questo. Berlusconi, ecco, ha questo chakra aperto davanti, anche troppo, no? Cioè uno che si permette di fare il cucù dietro la Merkel, raccontare barzellette ai capi stati stranieri e magari avere le oggettine e quant'altro, è uno che non gliene frega niente, non ha bisogno di rendere conto a nessuno, perché è uno che si è fatto da solo, ha trovato le amicizie giuste, carsi, 3 televisioni, compagnie belle, ma è uno che è partito lustrando scarpe, si è fatto da sé. Cosa volete che gliene freghi a questo di quello che pensano gli altri? Ecco perché gli oppositori politici hanno sbagliato strategia, perché nell'inconscio, è sempre l'inconscio che comanda, la stragrande maggioranza degli italiani sperava di essere come lui. Capito come funziona l'energia? Io quando le spiegavo queste cose qua 20 anni fa, no, e invece è così. Allora ho preso un chakra a caso. Abbiamo visto che il chakra della schiena o delle lombari ci dice se per noi la vita è un lavoro o un piacere. Quando trovi questo chakra aperto, mal di schiena non c'è. Ecco. Prendiamo il chakra del coccige. Quando è un po' chiuso questo chakra, io chiedo alle persone, ma tu hai voglia di vivere? Oppure in passato hai pensato al suicidio? Visto che 1/3 delle persone non lo dice, ma ha pensato al suicidio da adolescente di solito, ma molte volte anche dopo la prima separazione, o la seconda, o la terza, perché dopo la terza bisogna capire, perché se tu ti cerchi un marito come tuo padre o una moglie come tua madre, cioè alla terza volta, ecco, gli americani ripetono 7-8 volte, ma gli europei di solito alla terza o capiscono o si ritirano e rinunciano, che già lì comunque è perdere comunque. Quando è aperto, le persone stanno dicendo io voglio vivere. Se vengono da me che hanno non solo aperto ma un moto ellittico, vuol dire che stanno cambiando modo di vedere. Cioè ti stanno dicendo io voglio vivere, porca d'una miseria, devo cambiare qualcosa, non so cosa, devo trovare bandolo della matassa, non so dov'è, ma lo devo fare. Quella è la migliore garanzia, perché quello sarà una persona che sicuramente, dopo che si è visto, dopo consulto, qualche volta, qualche sintomo sparisce. Allora, una cosa io non la scrivo mai per non essere capito male. Qualche volta può succedere anche una guarigione. Piccola. Ma non la scrivo perché sennò la gente non capisce, pensa che sia io. È la persona che si mette in discussione, che vedendosi cambia qualcosa.
Certo che il primo esempio di guarigione mi ha scioccato e non avevo neanche messo la procedura del cambio di abitudini. Appena avevo fatto la scelta lavorativa di fare solo questo nella vita, le consulenze in psicosomatica, mi ricordo ancora, non mi ricordo il nome della persona, ma mi ricordo il fatto. Era gennaio del 2015, 8 anni fa. Venne da me una persona con la metastasi. E io dico, ma Madonna Santa, ma cosa gli posso dire? Cosa posso fare a una persona che gli danno 6 mesi di vita? No? Niente. Mi sentivo in colpa addirittura per non poter fare niente. E tant'è vero che gli avevo chiesto una cifra irrisoria, ecco, no? Ho detto, questo qui tra 6 mesi non c'è più. Poi alla fine tira e molla, discuti di qua e di là. Il suo grande assillo era le 2 case a quale nipote lasciarle. E io ho detto, ma vai mona, Dio, poi non hai vissuto tutta la vita, hai vissuto sempre per gli altri, ma vendi una casa e fatti gli ultimi 6 mesi in giro per il mondo. Lei mi guarda così, si alza in piedi e mi fa, tu hai ragione. Così incredibile che dopo una settimana vende la casa. E io gli ho detto, guarda, ci sono dei biglietti che tu giri il mondo a tariffa fissa con tutti i voli che vuoi fare tu, con la Lufthansa mi pare quella volta, e hai tariffa fissa, 6 mesi ti giri tutto il mondo, ti pigli tutti gli aerei che vuoi. Boh, quella prende l'aereo e se ne va. Io ho un magone qua, perché no, avevo ancora da imparare l'amorevole distacco, no? Mi arrivavano le persone, mi facevo carico delle persone, no? Adesso ho imparato a entrare totalmente, poi esce dalla porta, magari Brigitte Bardot, figona della Madonna, e io poi non mi ricordo neanche il nome, ecco, no? Adesso scherzo, ma però è così. Ecco. Vabbè, fatto sta che passa 6 mesi e io lo do per morta. Mi viene la tentazione di chiamarla, ma no, ma tanto è morta. Sì, ma tanto è morta. Vabbè. Passa 1 anno e mezzo e cammino per Udine e me la trovo davanti. Ho detto no, ma è lei? No, non può essere lei. Sì, ma è lei? No, non è lei. E io ero, non è che non respiravo. Lei mi arriva incontro ridendo. Sì, sono io, quella che doveva essere morta, sono ancora viva. Ma cos'è successo? Guarda, è successo che io sono tornata qua 6 mesi dopo e stavo bene. Dopo 1 mese stavo ancora bene, sono andato a fare esami e la metastasi mi era rimasta solo una piccola zona del fegato e dopo 3 mesi mi è scomparsa anche quella. Però devo dirti una cosa, quei 6 mesi lì li ho goduti più che non tutti gli altri 50 anni della mia vita. Questa cosa qua mi ha capotato. Non sono stato capace di dormire decentemente per 1 settimana. E allora lì ho riflettuto sul cambio delle abitudini, perché senza volerle le avevo dato un cambio di abitudini e ho cominciato a introdurlo in maniera così sistemica come proposta nei consulti. Poi se uno vuole farlo lo fa, e se non si vuole tenersi solo la spiegazione, rimanere nella logica razionale, cavoli suoi, insomma. Allora, io ho fatto come un cantastorie oggi, sono andato a destra manca di qua e di là, ho introdotto tanti temi, però vorrei magari lasciare un po' di domande, dibattito, non so, anche perché
Sono un po' sorpreso a vedere 120 e passa persone qua stasera. Di lei. Ok, niente, volevo solo ricordarti che all'inizio ci avevi detto che ci spiegavi la forma delle dita. Lei? La forma delle dita. Ah sì, brava. Grazie. E qui c'è tutta un'enciclopedia sulle dita, no? Allora, una delle cose che chiedo ai miei clienti è che mettano le mani sul tavolo, no? Quindi se vedo che il dito indice gira verso fuori, verso il mignolo, mi dice che la persona è stata messa all'indice, cioè è stata criticata. Di solito viene destra o sinistra uguale, ma in alcuni casi viene solo un dito, quindi sinistro maschile, sinistro femminile e destro maschile. E il medio molte volte tira di nuovo verso fuori, quindi in questa famiglia c'è solo San Devo, io devo. In questa famiglia non si riesce a vivere la gioia. Poi il dito anulare, non guardate questo che è amputato, perché questo il giorno prima del divorzio mi è finito dentro la falciatrice. Ecco. Pensate, il giorno prima del divorzio, esattamente 24 ore prima. Vabbè, l'anulare, se è dritto vuol dire che c'è senso della famiglia. Se gira verso l'indice e il pollice, vuol dire sì, nel senso della famiglia. Forse erano più al centro le baruffe di mio padre e mia madre. L'anulare. Era al centro della famiglia, non erano i figli, mi ero dimenticato di dirlo, ma forse di più le baruffe del padre e della madre. Il mignolo molte volte è girato in direzione dell'indice e del pollice. Quindi in questa famiglia non c'è calore. E poi il pollice, vedo tanti che si fanno così. Poi, se noi facciamo un'altra cosa, questa, cioè appendiamo tutti e due i pollici al bordo del tavolo, la prima falange, e vediamo che c'è uno spazio tra l'articolazione della prima e seconda falange, e molte volte uno solo. È quel genitore che non l'ha sostenuto. E per non parlare poi delle dita del piede, se tu hai un dito a martello, hai l'alluce valgo o hai il mignolino con l'unghia ispessita e ad artiglio. Perché l'unghia vuol dire, quando c'è un problema all'unghia, come faccio a difendermi? L'unghia spezzata vuol dire che c'è una situazione di divisione in due, no? E la luce valgo adesso lo vado a leggere, giusto per essere più preciso, perché comincio a perdere colpi. Ah sì, ecco, ho difficoltà a assumere il mio ruolo, mi domando qual è il mio ruolo. Quindi hai la luce valgo, perché vuoi importi come tua madre o non vuoi importi e allora rimani vittima. E qui c'è un'altra dicotomia. Quindi tu nella vita come ti poni? Sempre contro, da ribelle o da vittima? O terza via sei per la vita e non c'è più un nemico invisibile che ti comanda? Capite? Poi ogni dito del piede andiamo ancora più sottile. Mi ricordo nel mio corso
che un partecipante ai miei corsi aveva un dolore al dito, al terzo dito del piede, e quello rappresenta la sessualità. E il bisogno del maschio in questo caso, ho detto, ma dopo che ti sei separata, quante volte l'hai fatto? Mai! Ecco, ma il tuo dito mi sta dicendo che tu hai bisogno, mi stai dando un mucchio di segnale che tu saresti in cerca ma ti trattieni. Allora deciditi, o fai la monaca o non lo fai. Ecco. Altre domande? Tutto chiaro? Volevo chiederti una cosa, quando dicevi prima del tunnel, che stavi dentro al tunnel, che dicevi che c'era una sola parrocchia, cosa intendevi? Volevo dire che lì non esistono religioni. Le religioni sono, con tutto il rispetto per chi va in chiesa o in altre chiese, ecco. Perché chi crede veramente lo rispetto fino in fondo, più di chi non lo è. Ma io penso che le religioni siano inventate dagli uomini. È un po' come quando andiamo a una festa, no? Abbiamo una torta di frutta e facciamo 20 fette. E a uno gli capita la fetta che c'ha il kiwi. Questa è la ricetta giusta. No, l'altro gli dà una randellata. No, perché nella mia ricetta ci vuole la fragola. E l'altro no, la banana. Ecco. Poi se andiamo a discutere com'è di là, probabilmente dopo 2 mesi ancora non riusciamo a spiegarlo, perché l'anima non può spiegare con la pesantezza della materia questo mistero. Ecco, io vi spiegherei così. Guardate, mi è venuto l'intento di scrivere il libro sulla mia esperienza 22, ormai quasi 22 anni fa. Avevo comprato un computer nuovo, lo stavo mettendo a scrivere proprio il novembre del 21. Novembre del 21 mi arriva il Covid. Mi arriva il Covid pesante, mi curo a casa con le bombole. Durante la notte mi finisce una bombola. Vado in asfissia. Riesco a svegliarmi, a strapparmi la maschera e a collegarmi una bombola nuova. Mi stava venendo l'infarto, mi è arrivato lo scompenso cardiaco, per fortuna il cuore di atleta ancora a 50 battiti, a 69 anni, e lì con l'intento, perché conosco queste tecniche, ho cercato di portare i battiti al centro, perché era un dato in disordine, dai 50 battiti ai 190, perché avevo il frequenzimetro, no? 190 sono tanti, Quando è riuscito a portare in equilibrio, è arrivato a 105, 110, mi è arrivata una voce e mi ha detto: guarda che stai rischiando l'infarto. Io non ci credevo, perché io sono anche un po' medium, chiaroveggente, ma vabbè, ma mai stato chiaraudiente in vita mia, mai. Quindi ho preso spavento. La seconda volta mi torna di nuovo lo stesso messaggio, e ancora più spaventato, non sapevo cosa fare, alle 5 del mattino non volevo svegliare la mia compagna, e ho fatto la cosa più così spontanea che mi è venuta, ho chiesto aiuto e sono tornato un'altra volta nel tunnel di luce. Non so se mezz'ora, un'ora e mezza. E allora c'ho il libro fermo lì, c'ho il computer fermo lì, che ancora so che partirò quest'anno, è ancora emotivamente ancora bloccato, un'esperienza fortissima proprio. E diciamo che dopo mi ha cambiato, perché quella percezione al telefono
che raccontavo, con quella di Veneta di Salerno, mi è venuta dopo. Ecco. Quindi ogni tappa è un acquisire qualcosa. Certo che se mi torna un'altra volta gli dico no, basta, tenetemi lassù per favore, perché questi 16 mesi sono stati lunghi. Sto tornando a scalare di nuovo un po' le montagne, ma è stato un bel sacrificio. Scusate questa condivisione, ma un conto è tornare indietro dal tunnel col bel ricordo e far fatica a tornare a terra. E un conto è non respirare e rischiare di morire quando stavi bene, insomma, ecco, no? Ecco. Che poi il Covid com'è che arriva? Il Covid, come forse il Covid neanche non esiste. Chiamiamolo influenza. Ma come tutte le influenze pesanti o come le polmoniti non virali, è sempre o paura o scoraggiamento. Ecco. Io ero scoraggiato perché dopo una vita di lavoro in cui 20 anni, 15 anni che esportavo ho fatto veramente tanto, e dopo il coma mi sono ridotto in miseria, e dopo anche a pagare i debiti di mio padre, uno arriva a 67 anni e dice Madonna Santa, ancora, stare nelle ristrettezze. Ero scoraggiato. Chiamare la mia compagna mi scoraggio ancora di più. Ma poi non avevo riconosciuto che avevo una grande paura, che di tanta grande la paura l'avevo sepolta. Cos'era successo? 4 mesi prima ero precipitato da una ferrata. Agganciato alla fune elastica che non avevo mai usato, quindi non sapevo che fa. Toin, toin, toin. E tu sei 290 metri sospeso sull'orido, lì, complice tutto il resto, quel ricordo l'avevo buttato via. 4 mesi dopo mi è tornato fuori. Quindi quando vi ammalate polmonite o di qualsiasi tipo di influenza è o scoraggiamento o paura. Io tutte e due non riuscivo a reggerle, una l'ho buttata da parte e quando stavo meglio mi è tornata fuori. Ecco, un altro sintomo su 10.000, perché entrare in psicosomatica sono 10.000 sintomi. Forse. Buonasera, mi chiamo Ilenia. Volevo sapere, c'è un cerchio che si chiude? C'è un? Cerchio che si chiude. Io non ho capito. C'è un cerchio che? Si chiude. Ah sì. Ci sarà un punto che... ma il cerchio... Allora, vita dopo vita impari e liberi l'amore che c'è in te. Quindi cominci a non vederlo come una contabilità, ma come uno stato dell'essere. Quando è che si chiude il cerchio? Quando tu sei pronto. Quando tu decidi di aver esperienziato tutto, ciò non toglie che poi tu torni giù comunque un'altra volta, decidi di essere più utile sopra, a fare lo spirito guida, l'angelo custode. Quando hai esperienziato tutto. Facendo regressioni ho visto delle persone che si sono permesso il lusso di vivere delle vite che erano il contrario di quella prima, volevano fare l'esperienza. So che è una bestemmia, ma persino quando uno nasce handicappato è una scelta.
registrazione di una regressione in cui uno aveva solo seminato disarmonie e disastri, e si è incarnato in quella vita dalla parte del più debole. Ecco. Non so se ti ho risposto, ma io la vedo così, ecco. Ci arriva il cavo. Arriva. Salve, legge anche il palmo della mano? Se leggo il palmo delle mani? No, non so cosa vogliono dire le linee e non sono esperto in tutto. Allora, quando uno ha il piede piatto ha bisogno di radicarsi. Allora, io vado a leggere adesso cosa dice la Claudia Renvi sul piede piatto. Allora, scusate, piede piatto. Di solito cresci il bambino col piede piatto perché, cioè, sono diversi casi. O il piede piatto perché la madre non si è sentita sufficientemente appoggiata durante la gravidanza e quindi questo lo introietti già forse anche nel ventre materno, ecco, no? Però diciamo molto più terra terra, la domanda che viene al piede piatto: ho bisogno di essere rassicurato, protetto per quello che voglio fare? Tendo a reprimere le emozioni che costellano il mio percorso di vita? Cioè, quindi sempre quando non ci si sente appoggiati. Spesso abbiamo il piede piatto perché magari la madre c'è, ma il padre no. Magari la figura del padre che lavora, porta a casa il cadavere, mangia, è stanco, e poi la dose di calore al figlio o alla figlia è omeopatico. Ecco, no? Questo è il caso più ricorrente. Ecco. Invece chi ha il piede cavo, chi non si dà il tempo per appoggiare il piede, perché deve ancora finire una cosa, già ne deve fare un'altra. Un po' come un disco, una volta c'era il giradischi, no? Invece che 45 giri va a 78, ecco, no? E quindi deve correre, fare sempre 1000 cose. E anche qui è un altro conflitto: perché corro, perché non mi fermo? E i motivi possono essere diversi, perché devo dimostrare agli altri quanto sono bravo per essere visto, oppure sì, motivi possono essere molteplici, perché i sintomi vanno visti un po' insieme agli altri sintomi. Quindi noi abbiamo sintomi a bizzeffe, no? Prima ho parlato di una ferita sola, quella dell'ingiustizia, no? Ma di solito chi ha la ferita dell'ingiustizia ha sempre la pressione bassa. Quindi abbasso la pressione nell'illusione di reggere la pressione. Capillari, trattengo ferite del passato. Poi magari ha anche le vene varicose. Trattengo ferite del passato che non risolverò mai, e poi le vedi che sono solo su una gamba e non sull'altra, quindi ti riconducono al
al genitore corrispondente, quindi non voglio camminare come lui. Poi ti vengono i crampi alle gambe, no? Non voglio camminare come loro. E poi magari ti viene l'estrasistole. Il mio cuore batte fuori 100. Batte più per gli altri che non per me. Quindi io decido per gli altri e magari sono insegnante, infermiera, relazione di aiuto, cioè insegnante anche elementare, faccio da madre ai bambini perché io non ho avuto un genitore caloroso che mi ha accolto. Cioè, veramente, e che ne ho detto solo qualcuno adesso, ecco, no? Partendo da un altro tema come scusa per farvi vedere quanto è ampia la materia. Buonasera a tutti. La mia domanda è semplice, ma visto che abbiamo tutte queste carenze, sia di affettive, del passato, cose storiche, ma come facciamo a liberarcene? Coppa tuo padre, coppa tuo mare, coppa la figlia di tua sorella. Allora, voi in Veneto avete una bellissima canzone e io a molti miei clienti, io gli insegno a cantarlo mezzogiorno, mattina e sera, invece di gobba tuo padre, gobba tuo mare, che già basta perché ti mostra che nasciamo tutti gobbi perché la generazione di prima ci scarica le colpe dei padri ricadranno sui figli, cioè è chiaro nei testi sacri, no? Ecco, però gliela faccio cambiare in coppa tuo padre, coppa tuo mare, perché già hanno capito che nasciamo tutti gobbi e abbiamo il dovere di morire dritti. Nasciamo tutti piangendo, abbiamo il dovere di morire ridendo. Ricordatevi, segnatevela questa. Copyright Walter Maestra, mi raccomando, è lo stesso. Però nel momento che gli dico, cantalo in coppa tuo padre, coppa tuo mare, primo ti fa ridere e hai bisogno di ridere perché sei stato troppo serio. Secondo, funziona anche in questo modo, perché il momento che uccidi tuo padre e tua madre come figura di genitore, lo vedi come anime che ti hanno dato solo quello che potevi, stai già facendo un grosso passo per camminare sulle tue gambe e per ottemperare il tuo karma. Perché ricordati che il karma è già scritto, l'hai scelto tu, ma noi abbiamo il libero arbitrio, solo che non ci ricordiamo perché l'abbiamo scelto. Perché se nasciamo già scolati, come dicono in Carnia, non facciamo l'esperienza. Capire cos'è l'amore è un tragitto lunghissimo. Alle volte ci troviamo le vie più sgangherate per capirlo. L'amore, torno a dirlo, non è una contabilità. Se tu ti intestardisci a vederla come una contabilità vita dopo vita, le prove saranno sempre più forti. Quando capisci che la felicità dipende solo da te stesso e non da un altro, allora cominci a essere nell'amore. Altrimenti ti troverai un altro sfigato come te, gli vai a chiedere a lui quello che non può darti esattamente come te, ma tu vedi solo il tuo danno, non il suo. E due mendicanti non fanno una società per azioni. Se tu sei già felice dentro, libero dentro perché hai tagliato quel cordone ombelicale con tuo padre e con tua madre, allora attrai un altro già felice. Se no attrai un altro sfigato. E tu capito? Sto imparando un po' di Veneto, che poi il vostro Veneto è abbastanza facile, perché voi avete la costruzione grammaticale friulana, no? Quindi tutto di là del Piave si sente che eravate
200-300 anni fa eravate, anche 200, eravate più friulani ladini che veneti. Ecco. Qua è buono, qua sono tutte le mie passioni linguistiche, perché dal 91 al 2000 io mi occupavo di lingue, romanze, avevo fatto un pezzo di vocabolario, eccetera, eccetera, no? Per esempio a Monfalcone lì sembra Veneto, ma hanno la costruzione come a Venezia, Tegacapi, no? Perché i sustrati linguistici erano sloveno, che non hanno l'inversione della domanda come in friulano e in ladino, no? E anche austriaco, anche i pirati uscocchi che avevano la base lì, e quindi alla fine una lingua quando è sotto pressione o perde vocabolario o perde la grammatica, non perde mai tutti e due. Quindi quando andavo in giro anche all'estero, no? Fammi sentire come parli e ti dirò cos'eri. Quindi andavo a sentire parlare tedesco nella Valle del Gail con quella strana pronuncia carnico-ladina, no? Oppure senti i triestini che parlano in triestino ma hanno pronuncia dello sloveno del Carso. Alla fine fammi sentire come parli, ti dirò cos'eri. Nessuno di noi è puro, le lingue nascono e muoiono per contaminazione, no? Quindi sparirà l'italiano, sparirà il veneto, il friulano, nasceranno qualcos'altro. L'importante è che noi sappiamo chi siamo, perché se no, anche come popolo, perché se no non lasciamo nulla ai posteri. Quindi non attaccamento conservatore alle radici, ma nel senso che se tu sai chi sei, puoi anche non parlarlo più, ma i tuoi valori rimangono. Se invece viene omologato, mandi. Buonasera. Riguardo alla lettura dei sintomi del corpo, Sì. mi pare che avesse fatto riferimento alla Reinville, quindi metamedicina, giusto? Sì. Che relazione c'è tra quello e le 5 leggi biologiche di Hammer? Che ha fatto uno studio sulle TAC, eccetera. Beh, diciamo le 5 leggi biologiche non sono molto distanti, insomma, vede, ha un approccio diverso che poi alla fine arriva alle stesse conclusioni, ecco, no? Quello che io faccio un appunto è invece ai seguaci, ai discepoli di Hammer, che hanno voluto creare un qualcosa che Hammer non aveva mai concepito come tale, cioè come una terapia. Hammer ha voluto solo trovare le leggi di funzionamento e non creare nessuna terapia. Io mi sono trovato qualche volta a scontrarmi con qualche discepolo di Hammer e dire: eh sì, ma il tumore è una risoluzione. Cioè, scusa, se tu non sai il tumore che livello di aura è, se mi arriva al 5° livello di aura, quello è spacciato e non puoi dirgli che è una risoluzione. Se lui vuole vivere, fagli la chemio e la radio, magari è meglio la radio che la chemio. Se magari fosse fermo ancora al 4°, allora con una presa di coscienza colossale, con terapie alternative, potrebbe anche guarire. Ma questa distinzione non la fanno, perché hanno preso il maestro, quello che dice, hanno trasformato come volevano loro. Scusate sto fuoco, ma ho avuto appena un diverbio 2 mesi fa con uno di questi. Ecco. Poi magari non voglio generalizzare, non sono tutti così, ma io ho questo approccio. Ecco. La malattia è soprattutto energetica, quindi devi capire dove metti le mani. È preciso che io non faccio terapie, non voglio farle,
ma voglio fare la fotografia del movimento energetico, dove, come, quando, quanto e perché si è originato o è partito. E se uno è succube del coniuge? Non ho capito? Se uno è succube del coniuge. Se uno ha? Succube. No, scusate, sono un po' succube. Succube? Della moglie? Allora dobbiamo vedere perché è succube della moglie, no? Può darsi che abbia trovato una moglie come sua madre e proprio recentemente ho avuto 3-4 casi di mariti che si sono trovati una moglie come la madre e quindi poi cosa fanno? Invece di essere a casa sono sempre nel bosco o nell'orto o in osteria perché mia madre mi ha tagliato le palle, mia moglie è peggio ancora e me le voglio salvare, no? Scusate se sono sceso a questo livello, no? Ma però è così. E io qualche volta, vedendo che in queste terre disgraziate dove c'è stata la prima e anche la seconda guerra mondiale, a vedere che nel nord-est c'è la densità di donne più forti d'Italia, ogni tanto mi viene in pensiero quei poveri meridionali che si innamorano di una veneta, di una friulana. Scusate la battuta. Però i sintomi sono quelli, no? Problemi di cuore, infarto e quindi io non sono mai stato amato e continuo a non essere amato, perché l'infarto al cuore è un problema di quantità d'amore che noi abbiamo immagazzinato in testa, ecco, no? Oppure potrebbe essere tumore ai polmoni. Mia madre mi ha sempre tolto l'aria per respirare e adesso mi sono sposato quella lì, anche quella megava l'aria. Sì, e tanti altri sintomi, ma questi due sono i più evidenti, ecco, no? Perché poi tu, figlio, hai fatto come tuo padre, anche tuo padre aveva fatto uguale, no? Le colpe dei padri cadono sui figli, no? Quindi colpa tuo padre, colpa tua madre, no? Che poi nell'uccidere il padre e la madre è un atto d'amore, perché li vedi finalmente come anime, come persone che ti è andato solo quel campo tutto, capite? Perché mi è successo una volta che hanno estrapolato una frase da una mia conferenza e l'hanno fatta girare su internet, che io incitavo a fare il delitto perfetto del genitore. Allora, c'è una bella barzelletta, ve la racconto veloce, sul delitto perfetto. Allora, c'è uno di Dignano, Dignano sul tagliamento, no? Quindi il Cimpello c'è qua, sul sito a Spilimbergo, che voleva fare il delitto perfetto, no? Arrabbiato con la moglie quando va giù al lavador, no? E lei è giù lì che lava come si dice, la biancheria, gli dà un bel calcio negli dietro, plum, giù nell'acqua. Un bel giorno mette in atto il piano, la segue lungo il sentiero e quella è giù lì, giù, e lui, pluf, lei, plumf, giù nell'acqua. Luigi, aiutami. Lui si muove con passione e comincia a correre lungo l'argine, 42 chilometri come Euripide, e arriva sotto il ponte dell'Ana, sotto il mezzo, e trova uno stradino di quelli che danno una palata a Pasqua, l'altra a Ferragosto, il terzo a Natale, no? E fa, viso mica veduto, sì, cambio, avete mica visto una donna passare qua sotto il ponte? No, perché? Cos'è successo? È successo che gli ho dato una pedata a Dignano e adesso sono rimosso, voglio salvarlo. E venite qua sotto in mezzo. Ma dovreste andare alla Tisana fino a prova contraria, no?
Eh sì, è che mi ha dato contro tutta la vita, pensavo che andasse anche controcorrente. Vabbè, scusate. Scusate la scemata, ma per far ridere. Walter, Sì. ecco, in questo periodo particolarmente bastardo, visto che c'è molta divisione nell'ambito della società, delle persone divise, chi pro una cosa, chi pro l'altra, ci si sta avvicinando verso un 2030, e che non è un'invenzione, e che c'è un menefreghismo totale. E allora volevo sentire un momentino il tuo pensiero, perché se da una parte ogni persona va avanti per il proprio karma e quindi se ne frega e si affossa per quello che è il suo percorso, d'altra parte ci sono anche altre persone che si danno da fare affinché per creare, aiutare un risveglio della società, delle persone, ma questo prende tanti ostacoli. Stiamo parlando di amore, stai cercando di dare qualcosa, un aiuto a qualcuno, a delle persone che sono prese distratte da altro e non succede. E allora a un certo punto una persona è l'artefice del proprio affossamento e quindi gli altri è anche giusto, dico, che non perdano energia nel cercare di distribuirla a chi non voglia raccoglierla. È un mio pensiero, non so quanto tu... Sì, io penso che questa umanità si stia divergendo. Lentamente c'è un risveglio, anche se la guardiamo in un modo pessimista, ecco. Io vedo che chi nasce dopo il 2000 nasce energeticamente diverso e nasce con altre regole del karma, non più queste stupide regole, più leggero. Io so che parlo di fantascienza, ma negli anni 90, quando facevo l'esame del laurea, vedevo che le persone nascevano con 7 auree e poi ne potevano sviluppare fino a 14. Noi ne avremo 21. Adesso nasciamo tutti con 14 auree e qualcuno ne ha sviluppate anche tutte e 21. Vengono al mondo bambini che hanno visioni diverse, vengono come a portare dei semi, ecco. Quindi io penso che questa società stia implodendo e si stia dividendo in due. Una parte che va verso la luce e l'altra parte che aprirà gli occhi pian piano, o se non li apre si incarnerà su un altro pianeta, insomma. Ce ne sono 160 milioni di pianeti diversamente abitati nelle galassie. Siamo noi che stiamo facendo una transizione da una dimensione all'altra. Me ne accorgo anche nei miei corsi, perché i primi corsi che facevo nel 98 le persone dovevo accompagnarle per 6 mesi pian pianino per far comprendere altre profondità. E adesso io imparo da tanti miei allievi e la gente è molto più sveglia, molto più percettiva, la gente sente. Una volta ti allenavi per sentire oltre, oggi la gente che apre gli occhi sente già e stanno crescendo queste persone. È un problema solo di massa critica, ma noi non stiamo vedendo che si sta tutto sgretolando. Sono crollate 3 banche in questi giorni e ci parlano del cambio del clima, che forse viene tra 3 giorni un po' sotto zero. Ragazzi, parliamo del sesso degli angeli.
Cioè, questa società basata sulla sopraffazione, sul dominio di pochi su tanti, sta implodendo su se stessa. Cioè, il dollaro non domina più l'economia mondiale. Anche gli arabi l'Arabia Saudita sta scambiando i yuan, eccetera. Quindi crolla tutto un mondo di menzogne dove una piccola minoranza è abituata da millenni a governare il mondo. Sta cambiando tutto. Non guardiamo in modo pessimistico, guardiamo l'altro lato della medaglia. Ecco. Quindi noi, anche politicamente, perché io una volta ero impegnato politicamente, noi non cambieremo questa società se noi per primi non cambiamo la nostra coscienza. Il percorso è esattamente contrario. Io mi ricordo che avevo fatto 3 consulti a 3 deputati, 2 veneti e 1 sloveno. Quello sloveno dopo un anno scopro che ha dato le dimissioni. E io gli ho detto, ma come mai? Perché mi sono accorto che raccontavamo solo palle. Se non cambiamo noi e dal di sotto non cambia la società. Lui gestiva cooperative di scambio etico commercialmente, un po' come Vivi Ben Sipò, non so se la conoscete qua, ecco perché mi pare sia arrivata fin qua. E quindi si è dato da fare in quel senso. E gli ho detto, ti vengo a trovare a Capodistria, perché ho detto, poi ci hanno trovati, fantastico. Questa è la strada. Prima cambiamo noi. Quando c'è una massa critica, allora cambia anche la società. Perché noi abbiamo un'autostrada davanti, ma vediamo solo le macerie. E ce ne sono tante macerie. Perché è tutto nuovo che non sta più in piedi. Abbiamo un'agonia. Da quando è crollato Lehman Brothers, come diavolo si chiama, nel 2008, l'agonia si è allungata e adesso sono crollate 3 banche americane. Quello sarà l'apocalisse vera, il crollo di questa economia, che non funziona più sulla speculazione, ma deve basarsi sui metalli e non sulla moneta. Deve basarsi sulla produzione e non sul debito, e sui talenti e non sulla speculazione. Non sarà facile, ma io penso che l'età dell'oro stia cominciando. Cominciamo a guardare noi che siamo all'avanguardia, il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Perché noi non possiamo convincere gli altri, possiamo solo dare l'esempio e se siamo coerenti gli altri ci vengono dietro. Altrimenti faremo qua come gli altri. C'è sì, una frase giusta che una madre dovrebbe dire per l'anima dei propri figli oggi. Non lo so, le frasi giuste vengono dal cuore, quindi se vengono da lì sono tutte giuste, ecco. Scusa la risposta un po' lapidaria. Vero che facevo marmista una volta, però. Buonasera. Volevo Buonasera. chiedere, allora, in cosa cominciamo a cambiare? Ci dai 2 o 3 compiti? Beh, insomma, tu come sei nella vita? Una vispa o una un po' schiacciata dalle cose da fare, che dopo a casa si lamenta? Un po' e un po'. Un po'. Allora,
per spazzare via quel un po' che non ho capito da una parte o dall'altra, faccio finta. Comincia a cambiare qualche abitudine. Comincia a prendere dell'entusiasmo. Allora, tu hai la faccia di una, scusami, però di una che si è sacrificata un po' per gli altri, vero? Ecco, allora, adesso comincia 5 minuti al giorno, poi 10, prenderteli per te. Ecco. Quindi ti sei sacrificata per i figli, qualche volta anche per il marito, no? Manda in mondo anche il marito. No, scherzo, sto scherzando. Ecco, perché ridere scioglie. Quindi ridete anche per cazzate, ma ridete. Perché ricordatevi sempre, nasciamo piangendo, dobbiamo morire ridendo. Guarda cosa c'è scritto su quel cartello, yoga della risata. Ah, eccolo, non l'avevo visto. Era la sede, adesso il nostro amico carissimo non c'è più, la sede della palestra della felicità con lo yoga della risata. Allora vi racconto una cosa, io prima del coma, prima del 2001, ogni tanto facevo cabaret, però siccome guadagnavo bene esportando, ma tanto, non mi facevo pagare e io ero contento perché facevo ridere gli altri. Dopo il coma ho capito che facevo ridere gli altri perché avevo bisogno io di ridere, perché ero preciso, il lavoro, cioè così, colà, eccetera. Dopo quella volta ho deciso di fare il Mona, 24 su 24. Io volevo chiederle, prima ha parlato delle ferite, se queste ferite... Dammi tu. Sì, grazie. Se queste ferite si possono trasformare in virtù. Cioè se questa ferita, una volta che l'ho conosciuta e che magari mi mette in risonanza con qualcuno perché l'ho superata, cioè diventa anche una virtù dopo della persona. Così. Sì, conoscerla non basta, perché sai, è pieno di gente che per 30 anni hanno esplorato tutte le vie e meditano e fanno gnam 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 gnam, mattina, mezzogiorno, sera, hanno capito tutto, e poi vedono il vicino di casa rumeno che non ha capito un cazzo ed è più felice e contento di lui. Ecco. Allora, il comprendere è il punto di inizio, ma non può essere la fine, perché l'inconscio continua a comandare e dopo ti senti cornuto e mazziato. Tu dici, dopo 30 anni che ho capito che ho fatto tutto, porca miseria. Allora, bisogna imparare a gioire della vita. Finché non tagli quel cordone ombelicale che è nell'inconscio, e ringrazi i genitori che ti hanno dato la vita, no, della vita non gioisci. So che per chi arriva stasera o per quelli che si stanno aprendo a questo approccio adesso sembra un'esagerazione, ma credetemi, il 95% della mente è inconscia. E le 5 ferite dimostrano ampiamente che noi siamo comandati nell'inconscio dal nostro vissuto da 0 a 6 anni. Perché se tu non sei stato allattato, ti hanno messo in incubatrice i primi 2 mesi, non hai visto tua madre, hai la ferita del rifiuto, sei così, smilzo, scighini si dice in friulano, smilzo, no? Proprio cadente, magro. Ecco, se hai la ferita dell'abbandono, sei sempre magro, longilineo come nella ferita dell'ingiustizia, però c'hai una S qua e una S anche qua, e allora magari sembri un po' più umano, però sei sempre ferito. Se tu hai la ferita dell'umiliazione e poi ti scatta magari dopo i primi sintomi di andropausa o i primi sintomi di menopausa e quindi ti cominci a ingrossare,
ecco, è idem, no? Lì viene fuori. Quanto ti hanno... è tutto lì. E io dico qualche volta, forse sbaglio, non lo so, è un peccato che la medicina e la psicologia non si renda conto che l'anima protesta attraverso il corpo quando la mente continua a farsi seghe mentali. Oggi la medicina è ancora indietro perché non contempla l'energia o l'esistenza di un'anima. Ecco. E quindi tratta il corpo umano come il meccanico che deve cambiare il carburatore o deve cambiare il serbatoio oppure una valvola, eccetera. Gli psicologi si stanno aprendo molto, ecco, però strada ce n'è da fare. Ecco qua. Ciao. Il perdono ai genitori, sì. Che è una cosa facilissima, uno dice perdono. Sì, sono sì. così, poverini non potevano fare diversamente, sono cresciuti in quell'ambiente familiare, la nonna era così, ok. Tutti pensano. Però ogni tanto poi c'è questa bambina o questo bambino, no? Che ti guarda e la ferita non è curata. Tutti pensano di aver perdonato, la mente pensa di averlo fatto. Allora, personalmente io quando porto le persone al perdono, cioè il mio consulto è unico per tanti anni. Quindi se uno deve tornare perché gli è morto il gatto o gli è caduto un deltaplano sul tetto o ha perso tutti e 4 gli amanti, non gli faccio un consulto nuovo dopo 2 o 3 anni, gli faccio un'aggiunta, un aggiornamento, no? Però l'unica appendice a questo lavoro è il perdono o taglio del cordone ombelicale. Ma io non lo faccio se non è la persona a chiedermelo e se non l'ha fatto dopo il cambio delle abitudini. Perché l'inconscio è troppo ingombro. E io devo svuotarlo per far entrare qualcosa di nuovo. E quindi semplice cambio delle abitudini, delle curazioni, dei tragitti, dopo che 20-30 anni che abbiamo imparato a fare le cose così come hanno detto papà e mamma, Sant'Escunio, Sandevo, no? È rivoluzionario, perché quando la persona si mette veramente a cambiare le abitudini, la seconda settimana, o qualche volta la quarta, vengono delle rabbie della Madonna, ecco, e poi la terza o la quarta settimana vengono delle felicità incredibili e uno si chiede, ma da che cacchio di parte mi arrivano queste felicità? Perché hai attivato i 5 sensi. Allora, la vita è vita se tu attivi i 5 sensi. Se tu cambi il colore di quello che mangi, vista, l'odore, il gusto, persino il tatto, perché prendi un kiwi o un biscotto in mano è ruvido, ma se prendi una mela è liscia, persino l'udito, perché se mangi una mela acerba o se mangi una banana molle, cambia il timpano e tu cambi ogni giorno. 7 volte in una settimana. E poi mi introduce anche il jolly, perché la seconda settimana dice, ma vai mona, vado in pasticceria. E parto un quarto d'ora prima e mi mangio caffè e brioche e mi fa pranzo lì a vedere tutti i fighi biondi con gli occhi azzurri. Ecco, e me li gusto pure quelli insieme alle brioche. Ecco, no? O magari la zia Caterina mi ha regalato la torta di Cirinicules, come si dice in italiano, di mirtilli, e mica la butto via, la mangio, no?
Oppure salto a colazione perché ieri sera gomagna massa, no? Mi introduce addirittura dei jolly a queste 7 abitudini che cambi e la settimana dopo anticipi di un giorno, perché se no l'inconscio ti dice: Ciccio, te mega butta fuori dal portone, e mi sono entrato dal balcone. Tu gli dici: te l'ho messa in quel posto perché io ti ho cambiato lo schema. E questo lavoro qua, che sembra una monata, che ci ho messo 20 anni a recuperarlo perché sono duro, ecco, perché l'ho messo in pratica su di me. E poi c'è qualcuno che viene da me, questa è fortissima, una è Trieste, viene da me, mette in pratica e la settimana dopo lo insegna ai suoi allievi. Ma provalo fino in fondo, zio Billy, no? Adesso è la 4ª settimana che sta lacrimando. Perché il lavoro funziona. Ho detto, prima di proporlo a altri, fallo tu. Ecco, questo è un lavoro rivoluzionario. Però farne 10 non è possibile. La gente lavora, ha figli, deve mandare avanti la casa, quello e quell'altro. Allora ne do una, mentre si riascolta un giorno sì, un giorno no. Ogni giorno no, perché lo demolisce. Ogni 2 lo stimola. Ogni 4 non serve, perché ogni 4, alla 6ª settimana, tu cogli certe profondità che a me stesso erano scappate, ma al soggetto le capisce lui da solo. Quindi bisogna avere la volontà. Quindi hai il chakra del coccyge aperto, vuoi metterti in discussione, vi ricordate l'esempio del coccyge che avevo detto prima? Coccyge aperto, voglio vivere. Coccyge chiuso, non voglio vivere. Questo chakra girellitico vuol dire voglio vivere, ma mi metto in discussione, voglio trovare il bando della metassa. Se tu vuoi, la strada è spianata, aiutati che il cielo ti aiuta. Siamo co-creatori, ma l'intento è la differenza. C'è o ti aspetti che qualcun altro lo faccia per te? Grazie Walter, grazie a voi di essere stati qui. Adesso ve lo do in pasto, prego.